Johannes Hahn, il commissario europeo per la politica regionale, ha oggi confermato lo stanziamento di 16,9 milioni di euro a favore del Veneto per fronteggiare le conseguenze del maltempo che ha colpito la regione nell'ottobre e nel novembre dell'anno scorso. La sovvenzione sarà versata attraverso il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea e aiuterà le autorità a sostenere le spese causate dall'emergenza. Una buona notizia, ha commentato il sindaco Variati, sottolineando che questo è il frutto del lavoro dei comuni e del governatore Zaia in prima persona. Una cifra significativa, ha detto, e tuttavia lontana da quanto il piano regionale prevede per la messa in sicurezza del Veneto, ovvero 2,7 miliardi di euro. Bisogna insistere, ha concluso Variati, perché il governo inserisca fra le priorità l'assetto idrogeologico del Paese.